La membrana bugnata Gutta Beta Star viene prodotta nel nostro stabilimento di Filago ed è stata ideata dal centro studi della casa madre svizzera. La sua evoluzione produttiva offre capacità di compressione tra le migliori del mercato. La membrana bugnata Gutta Beta Star è ideale per la protezione e il drenaggio dei muri interrati. La presenza di 1860 bugne a stella garantisce lo scambio di un volume d'aria di circa 5 litri al metro quadro, assicurando un'efficace protezione del manto impermeabile e una corretta ventilazione tra muro e terreno. Gutta Beta Star può sostituire il calcestruzzo magro di sottofondazione e costituisce una barriera impermeabile contro la risalita capillare dell'acqua. La particolare struttura a stella delle bugne, unica nel suo genere, garantisce un'ottima resistenza alla compressione, evitando danni all'impermeabilizzazione sottostante. Gutta Beta Star è disponibile in varie altezze in grado di adattarsi ad ogni esigenza. Per la posa protezione di muri contro terra, una volta verificata la compatibilità con il sistema di impermeabilizzazione del muro, srotolare la membrana bugnata Gutta Beta Star con le bugne rivolte verso la parete già impermeabilizzata, avendo cura di sormontarla longitudinalmente tra un rotolo e l'altro di circa 20 cm. Per una maggiore protezione, unire i lembi dei due rotoli con strisce bituminose impermeabili. Fissare il profilo Gutta Beta sulla cimosa e inchiodare la stessa con tasselli JNH40 o chiodi in acciaio. Procedere all'ancoraggio della membrana Gutta Beta Star con bottoni di fissaggio e relativi chiodi in acciaio e al termine proseguire al reinterro. Se la membrana bugnata Gutta Beta Star viene usata in alternativa allo strato di calcestruzzo di sottofondo alle fondazioni o come barriera alla risalita capillare, stendere sul terreno preventivamente costipato e compattato un eventuale strato di geotessuto Guttatex, avendo cura di sormontare i lembi di circa 20 cm. Una volta srotolata la membrana bugnata Gutta Beta Star, posizionare i ferri d'armatura. Oppure, a seconda del manufatto da realizzare, stendere la rete elettrosaldata Gutta WZ e infine gettare la soletta in calcestruzzo. Il pavimento resterà protetto dall'umidità di risalita e la membrana Gutta Beta Star contribuirà a stabilizzare la struttura.